Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni lunedì sera dalle ore 21. Buon ascolto. Eccoci qua nuovamente, ottava puntata del Giro del Mondo in 80 giorni, terza serie, oggi è proprio un disastro. E con me sulla nostra mongolfiera di Radio Nostra c'è Rossella. Ciao Rossella. Buonasera Gianluigi, buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. E siamo già in viaggio perché dobbiamo andare in un posto abbastanza distante, no? Ne abbiamo di strada. Di strada da fare. Allora, intanto io direi di mettere una musichetta, che così avanziamo e vediamo se poi ci arriviamo giusti nel nostro posto, dove abbiamo già il primo ospite che ci aspetta, no? Cosa dici, Rossella? Parti. Parto con la giostra Agnese Davis Loconte, che poi verso la fine del programma sarà ospite nostra. Come sempre abbiamo un musicista, un cantante che chiude il programma. Agnese Davis Loconte con la giostra. Ecco così è perfetto, se mi fissa la storia resta, se non va la musica basta, se non gira il sogno parte ma si ritira, se spingo oltre, bella festa vuol dire vado nella testa, non è nel cuore che resta fermo e pur si muove. È perfetto nel cielo, curve di colore, nuvole fisse come le ore, brucia la terra ma sposto il sole. Fotogrammi e profili nella memoria, più certezze mai niente in mano, testa ferma vado lontano ora. Lingua secca, tante parole, piedi a terra tra gli universi che oltrepassi e non resta traccia. Perfetto nel cielo, curve di colore, nuvole fisse come le ore, brucia la terra ma sposto il sole. Perfetto. Ecco, così è perfetto, dice Agnese Davis Laconte, e è perfetto anche il nostro viaggio, perché siamo arrivati giusti a destinazione, Rossella. E dove siamo?
Atterriamo ad Addis Abeba, in Wow, Etiopia. Eh? wow, ho detto, cioè, non è da tutti i viaggione, ma... giorni fare il cavallino di Sabebba. ma con la nostra mongolfiera si può. Esatto. E troviamo Gianni Caione, benvenuto Gianni. Buonasera a tutti, bentrovati. Ciao E Gianni. Gianni Caione si trova ad Addis Abeba perché da qualche anno insegna in una scuola statale italiana. Cosa? Una scuola statale italiana ad Addis Abeba? Esatto. Prego, raccontaci un po'. Ebbene sì. Una scuola statale proprio qui nel Corno d'Africa. L'unica attualmente, dopo la chiusura da un paio d'anni dell'altra scuola, molto, forse la più grande tra tutte le scuole statali al di fuori del territorio italiano, che era ad Asmara, in Eritrea, ma per i noti conflitti, insomma, è stata chiusa da un paio d'anni. E siamo rimasti solo noi qui presenti nella bella Etiopia a mantenere, come dire, saldo e sempre presente la presenza culturale italiana in questo territorio, nel Corno d'Africa, un territorio meraviglioso, dove vivono persone stupende, molto accoglienti, un clima bello. Questa cittadina poi situata in un altipiano a 2500 metri circa, dove non fa mai né troppo caldo né troppo freddo, e quindi si riesce a godere per buona parte dell'anno di una splendida temperatura. Ma allora Gianni fa finta di essere lì per insegnare, in realtà è stipendiato dal Ministero Etiope del Turismo. Esatto. L'abbiamo scoperto. Il Ministero degli Esteri italiano, dovete sapere che ha questo gemellaggio importante con lo Stato etiope. No, a parte gli scherzi, però sì, non possiamo negare il fatto che la nostra presenza in Etiopia è ben accolta, è ben gradita. Gli italiani sono tanti, sono presenti, c'è un folto drappello di cittadini italiani che sono qui oramai da varie generazioni e vivono in armonia e sono pienamente integrati all'interno del tessuto sociale. E questa scuola ne è la testimonianza, perché è una scuola che non accoglie soltanto italiani, ma anche persone etiopi che scelgono la scuola statale italiana, o meglio l'istituto omnicomprensivo Galileo Galilei di Addis Abeba, perché è una scuola che rilascia un diploma di studi utilizzabile a tutti gli effetti in Italia e in Europa di alto livello, creando professionalità di rilievo che troverebbero immediatamente collocazione nella floridissima, mi perdonate l'espressione, industria dell'ingegneria civile in Etiopia, perché voi non, come del resto io, anche prima di venire, non avrei mai pensato che ci fossero qui un numero di costruzioni incredibili. Ed ecco qui la presenza di questa scuola che ha sempre cercato di cogliere appunto l'interesse e le propensioni delle persone che vivono qui. Una scuola grande, una scuola che ospita circa 1000 studenti. Sì, anche perché leggevo un po' dal sito del Ministero degli Esteri, mi pare, no? Che è collegato. Sì, ha varie anche classi, si parte dalle elementari fino alle superiori, no? Se non sbaglio. Esattamente, ma ci sono anche 2 o 3 sezioni di scuola dell'infanzia. Pensate che c'è una lista d'attesa di 100-150 studenti ad anno che vorrebbero entrare, ma non riusciamo ad accogliere tutti quanti. Ma com'è, scusa, è gratuita oppure bisogna pagare? Benissimo, questa è una bella domanda. La retta è la retta italiana, insomma, per giunta volontaria.
è molto bassa e dovete pensare che è anche addirittura inferiore a quelle che sono le reti delle scuole statali etiopi. Quindi, come dire, il governo etiope, il Ministero dell'Educazione ci riconosce anche questa grande capacità di offrire un servizio ottimo, di alto livello e per giunta a prezzi molto bassi, no? Gli studenti sono tanti, i genitori spesso si vedono generazioni di famiglie, no? Dall'infanzia alle scuole superiori che, come dire, riescono ad andare nella stessa scuola, che per noi, insomma, in Italia è un po' strano vedere i fratelli di 18 anni che vanno a prendere il fratellino alle scuole medie e poi aspettano il fratellino alle scuole elementari e tutti insieme tornano a casa. E questo sì, è molto carino, tutti insieme con il taxi tornano a casa. Sono molto simpatiche queste cose, queste tradizioni. Devo dire che il tutto funziona benissimo perché c'è un drappello di 50 docenti che sono, come voi ben sapete, personale distaccato presso il Ministero dell'Istruzione e inviato presso queste strutture. E tutti quanti noi, come corpo docenti, come funzionari, facciamo parte di questo che il Ministero oramai ha deciso di individuato come diplomazia culturale, no? Con le sue istituti di cultura, le proprie scuole italiane, i propri corsi nelle varie sedi estere. Qui ci sono circa 50 docenti, quindi del Ministero degli Affari Esteri, una di SGA, giunta molto brava, molto attiva, e una dirigente scolastica, dottoressa Pasqualoni, che noi salutiamo, che dirige egregiamente, possiamo dire, con grande intelligenza, questa macchina che non è per niente semplice. Quindi siete 50 insegnanti italiani, 50 tutti italiani? italiani, esatto, distribuiti tra la scuola dell'infanzia e le scuole superiori, e sì, un dirigente amministrativo, dei servizi generali amministrativi e un dirigente scolastico. Poi ci sono sicuramente, c'è un po' del personale locale che fa il proprio lavoro e crea un'ottima rete al personale amministrativo, ad altre persone che lavorano appunto come personale ATA, che quello è locale, prettamente locale. E devo dire che si lavora in grande armonia, in grande vicinanza e si lavora anche tanto, contrariamente non che nelle scuole italiane non si lavori tanto, ma qui vi posso assicurare che si lavora tantissimo. Non l'avrei mai pensato e non è una lamentela, certo, anzi è un punto d'orgoglio che possiamo, ecco qua, tutti quanti noi italiani, insomma, metterci la stellina sul petto, perché è una scuola che produce tanto e soprattutto, ecco, una nota che voglio riconoscere a tutto il personale della scuola, ma anche qua al personale dell'ambasciata. Come voi saprete, dalle cronache, qualche anno fa è iniziata una guerra civile e lo scorso anno, esattamente in questo periodo, la maggior parte delle organizzazioni internazionali hanno lasciato il paese per poi tornare qui dopo un po' di mesi. Tante scuole, tutte le scuole anzi internazionali hanno chiuso, la maggior parte delle ambasciate, tranne, e lo dico con grande orgoglio, la nostra scuola, la scuola italiana statale Galileo Galilei è rimasta aperta, non ha chiuso i battenti, ha continuato ad accogliere i propri studenti e le loro famiglie e tutti i docenti sono rimasti qui saldamente. Quindi è rimasto un presidio anche di democrazia, no? Di scambio, Assolutamente. Noi vogliamo dirlo, ci tengo, ecco qua a sottolinearlo, ci sentiamo vicini al paese, alla popolazione, alle loro problematiche e quindi abbiamo deciso di non abbandonare questo paese che ci ospita, meraviglioso, in un momento difficile. E devo dire che la risposta di vicinanza è arrivata immediatamente dal governo, sono state diverse le manifestazioni di stima e di apprezzamento. Anche il nostro ambasciatore, Sua Eccellenza Agostino Paese, ambasciatore d'Italia ad Addis Abeba, che ci è stato sempre molto vicino, momenti che, come potete immaginare, non sono semplici. Sono sempre momenti, come dire, dove l'allarme
dietro l'angolo, anzi è costante, ancora siamo in una situazione un po' allarmistica se vogliamo, però ecco qua, c'è stata una grande, grande collaborazione tra l'ambasciata, la scuola, le autorità locali e questo ci Quindi, fa insomma, questa scuola è una realtà importante anche per la società, diciamo, di Addis Abeba, non solo per i ragazzi che la frequentano, ecco. assolutamente sì, è una delle scuole, forse la scuola internazionale più antica presente qui in Etiopia, ad Addis Abeba, è un punto di riferimento per la comunità etiope. La maggior parte degli studenti sono etiopi, quindi potremmo dire anche che è una scuola di cooperazione perché ha una grande ricaduta sul territorio ed è quindi una scuola ben vista, molto ben accolta, ben accettata, non è vista come un presidio di stranieri che sono qui presenti, anzi, tutt'altro. Senti Gianni, c'è qualcosa? Ah, scusa, vai, vai. Allora, le lezioni sono Lo ripeto perché avevo il microfono spento. va Allora, bene. le lezioni come avvengono? In italiano oppure nelle lingue del paese? No, le lezioni, come in tutte le scuole italiane statali all'estero, sono in italiano, rigorosamente in italiano e si segue il curriculum italiano completo. Si rispettano naturalmente le lingue locali, quindi si insegna anche l'amarico e insieme poi alle altre lingue straniere che sono l'inglese e il francese. Quindi è una scuola multilingue in realtà, però l'italiano è predominante, è la lingua veicolare e gli studenti lo imparano, si impegnano tanto, anche se come dire, l'origine, no, della propria lingua è sempre molto forte. Ma ci sono Ma sono anche ragazzi, studenti di famiglie italiane che vivono là, che frequentano la scuola? assolutamente sì, sono molti figli dei nostri insegnanti, figli di tante persone che sono nate e vivono qui in Etiopia e quindi hanno scelto di frequentare questa scuola, scelgono questa scuola senza meno, perché prima di loro hanno frequentato i loro genitori, i loro fratelli maggiori e ancora, e quindi famiglie molto legate a questa scuola. Ed rendono poi questa scuola, il motivo per il quale ecco qua poi la comunità italiana è sempre più salda e vicina alla comunità etiope, no? Pienamente integrati. Dovete pensare, c'è una cosa che il segretario nazionale della Will Scuola tende a ripetere costantemente nelle varie riunioni, nei vari incontri anche al Ministero. E il dottor Giuseppe D'Aprile è rimasto infatti impressionato, come del resto tutti noi, quando siamo arrivati qui, dal fatto che gli studenti non vogliono mai uscire da questa scuola. Voi dovete immaginare che credo che nella mia carriera più che ventennale nella scuola italiana in giro per l'Italia per giunta, non ho mai visto degli studenti che devono essere rincorsi dentro la scuola con le guardie per farli uscire. Non so se a qualcuno è capitato mai e me lo venga a dire perché mi trasferirò al mio rientro in Italia, vedere degli studenti, numerosi studenti, che non vogliono uscire dalla scuola, non vogliono uscire neanche dal parcheggio. E devono essere sempre le guardie insieme a un drappello di docenti che li fanno uscire, li vanno a beccare da dietro le siepi, li vanno a cercare dietro qualche edificio, dietro la scuola elementare, se non dietro la scuola media, l'edificio della scuola media, e si vanno a nascondere perché non vogliono andarsene. Che trovano un ambiente naturalmente protetto, dove sono coccolati, dove sono comunque sia, possono correre e scorazzare tranquillamente. E beh, sì, è un compound anche molto bello, ma soprattutto molto sicuro e molto stimolante. E accogliente, sì, sì, ma I docenti italiani, lo sapete, lo sappiamo tutti, subiscono tante critiche, tanti attacchi, a volte anche malmenati, sicuramente poco ricompensati, però sono sempre molto, come dire, affettuosi, accoglienti nei confronti dei ragazzi che sono la linfa vitale della nostra società. Dovete pensare un'altra cosa, vi comunico così, ecco, lo porto alle cronache. Questa scuola
sforna una infinità di progetti, dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria di secondo grado, che passano dai progetti di orientamento pedagogico, di sportello di ascolto, a progetti teatrali, progetti sportivi, che non vi dico, gli studenti non vogliono veramente mai lasciare i campi, progetti di cinema, cinematografici, delle Olimpiadi di matematica, di fisica, coro per studenti e per docenti, ce n'è di tutti. Conferenze per giunta, e questo è un fiore all'occhiello che il Ministero degli Esteri, dobbiamo dare atto, è riuscito a realizzare un dipartimento legato all'inclusione, quindi una grande attenzione del Ministero degli Esteri verso... Questa è una cosa un po' nuova, credo, no? Sì, è nuovissima e risale appunto alle ultime graduatorie, l'ultimo bando di concorso, gli ultimi del 2019, in cui finalmente il Ministero degli Esteri ha recepito questa necessità che vi era, un'evidenza, nelle scuole italiane all'estero, dove tanti studenti con bisogni educativi speciali chiedevano, e tante famiglie chiedevano, il giusto riconoscimento, ma soprattutto il giusto supporto per i propri figli. E infatti abbiamo studenti di sostegno specializzati che arrivano in Italia, e sempre maggiore è il numero di studenti con disabilità, italiani e non, che chiedono di iscriversi in questa scuola, perché, come lo possiamo dire, l'Italia è in testa sulla questione della pedagogia speciale, dell'inclusione, dell'integrazione, non soltanto dell'accoglienza degli immigrati, ma proprio su un discorso di cultura, di accettazione, di riconoscimento. Questo va detto e sottolineato, sì, sì, lo diamo per scontato, no? Lo diamo per scontato, è un contesto che viviamo, lo facciamo con il cuore, lo facciamo con professionalità, studiamo, ci impegniamo, ma non lo diciamo. E invece, ecco, va riconosciuto sia il Ministero degli Esteri che la grande vision di aprire verso i più bisognosi le necessità e il diritto di tutti, quindi consentendo e garantendo il diritto di tutti, ma anche appunto di docenti molto in gamba che affrontano le varie difficoltà. Sì. Senti Gianni, apriamo un po' così la visuale, parlaci un po' di questa città che è una capitale anche credo abbastanza popolata, no? Beh sì, popolazione numerosissima, siamo a più di 6 milioni di abitanti, una città molto estesa, una città che ha un dislivello di 300-400 metri e per giunta 3, 4, 5 gradi di escursione tra un punto e l'altro. E questo, insomma, già la dice lunga. E si trova molto in alto comunque. Si trova a 2500 metri, quindi spazia tra il 2004 e il 2007. È una città che la visione del nuovo primo ministro è stata rivoluzionata, ci sono parchi che vengono inaugurati costantemente, biblioteche, nuovi spazi liberi, piazze, e ogni angolo c'è un palazzo in costruzione. In Italia potremmo dire che c'è uno studio di avvocati e qui invece abbiamo un palazzo in costruzione. Devo dire sì, non è per niente un popolo che sta a guardare o che aspetta che arrivi qualcuno per dargli una mano, bensì sono un popolo di lavoratori. Si lavora giorno e notte per costruire palazzi, per costruire servizi, per offrire quello che è giusto offrire a questa popolazione. Quindi una città molto in rapido sviluppo, no? Possiamo dire. Sì, assolutamente. Considerate che questa è la sede delle Nazioni Unite, è sede dell'Unione Europea, della più di 160 ambasciate sono accreditate, e quindi è anche molto piacevole poi a un certo punto confrontarsi con persone che vengono da tutte le parti del mondo. Certo. Ed è è una bella opportunità per noi italiani che storicamente siamo presenti qui nel Corno d'Africa, ai tempi appunto del periodo coloniale, ma che siamo rimasti particolarmente vicini a questo stato, a questa popolazione. È un paese però, così accogliente, anche molto bello. Ecco, appunto, ci dicevi che però accanto
a questa capitale così in rapidissimo sviluppo e anche molto moderna, insomma, ci sono aree ancora con popolazioni che vivono molto più vicine alla natura, ecco, possiamo dire. Assolutamente. È per questo che invitiamo i nostri ascoltatori a venire a visitare l'Etiopia, un paese ricco di cultura, dove è stato ritrovato il primo ominide, no? Lussi, e sono qui presenti delle chiese rupestri. La Libella è una delle località in cui ci sono queste chiese scavate nella roccia, molto antiche, molto affascinanti, e nonché la Valle dell'Omo, la stessa Axum, no? Un territorio bellissimo, molto antico, ma la Valle dell'Omo è un'altra attrazione importante, che è appunto una zona desertica, una foresta desertica in cui vivono numerosissime popolazioni che mantengono le proprie tradizioni, sia a livello delle proprie abitazioni, delle proprie capanne, sia a livello proprio di cultura, abbigliamento, stile di vita. È molto molto affascinante. Le tribù dei Musi o le tribù degli Amer, invito tutti ad andare a vedere queste popolazioni. Ci sono National Geographic, ci ha fatto vedere delle immagini meravigliose, e peccato che non abbiamo la possibilità di trasmettere dei video, delle foto. Ci sono dei momenti veramente piacevoli nello scambiare, ecco, appunto, nel capire come popolazioni, che persone altamente oramai modernizzate, ma mantengono le proprie tradizioni e vivono nel proprio contesto rurale, urbano, più che urbano-rurale dovremmo dire, sì, assolutamente. E questo è molto molto bello. Oltre a questo c'è un'altra località che è molto interessante, che è la zona della Dancalia, delle depressioni in cui il terreno è sotto il livello del mare e ci sono queste eruzioni vulcaniche che danno a questo territorio colori, immagini e sensazioni completamente diverse, paesaggi lunari. Quindi non sempre sono visitabili perché c'è un po' di instabilità in questo periodo a livello geopolitico, ma sono delle presenze. Io ho girato un po' nella mia vita, ho vissuto un po' in America Latina, in Europa, negli Stati Uniti, e devo dire che non avrei mai pensato di vedere delle cose belle e interessanti come appunto la Valle dell'Omo, che sconvolge nel vedere persone, uomini e donne, comunità che mantengono le proprie tradizioni in maniera così forte, no? I periodi per venire scartate giugno, luglio, agosto e andate tutti gli altri mesi, giusto? Vi aspettiamo in tutti gli altri mesi, da ottobre a maggio siete tutti benvenuti. Passate dalla scuola italiana di Addis Abeba, che vi accoglierà sempre con un ottimo caffè appena dite che vi manda Radio Nostra. Dite che vi manda Radio Nostra, la quale radio sarà la gemella della radio della scuola italiana, che a seguito anche di questa trasmissione e dietro anche l'idea e la propulsione della nostra dirigente, dottoressa Pasqualoni, è in fase di nascita. Bene. E noi faremo senz'altro un certo. gemellaggio, naturalmente. Assolutamente Certo. sì, anzi vi ringraziamo a Radio Nostra per queste suggestioni, per le tante buone idee, per l'incentivo a fare di più e per questa vicinanza con l'Italia, che ci è molto cara, la sentiamo sempre molto vicina, e non dimentichiamo mai le nostre tradizioni e la nostra cultura, anzi sempre viva e forte, e tendiamo in tutti i modi di trasmetterla ai nostri studenti e alla popolazione che c'è a fianco. In fin dei conti, considerate che la maggior parte dei nostri studenti tendono poi a venire in Italia a studiare, quindi molti vanno a Brescia, che è l'università dedica 2 borse di studio complete dedicate ai nostri studenti, alla LUISS, la stessa LUISS di Roma,
quest'anno ho offerto altre 2 borse di studio completamente gratuite per degli studenti, e poi Perugia con l'Università per gli stranieri ne ospita tante, ma la stessa Siena, la Toscana con le sue meravigliose università, Roma. Quindi i nostri studenti sono molto affascinati, attratti da Roma, dall'Italia, quindi Radio Nostra sarà anche per loro un'ispirazione per Perfetto. conoscere meglio il nostro paese. Bene, Gianni, grazie per questo excursus su Addis Abeba e dintorni, e niente, dai, magari ci risentiamo altre. Quando hai notizie belle, chiamaci pure che ti mettiamo in onda quando vuoi. Va bene, grazie Va a bene, voi. grazie. Ciao a tutti i colleghi che ti stanno ascoltando. Grazie per l'accoglienza, grazie a tutti voi che ci ascoltate. Un saluto da Addis Abeba. Siamo 2 ore avanti in questo momento. E quindi sono le 23:30. Beh, dai, va bene, ancora 23:30. fattibile. La mattina, Assolutamente sì. sì. La mattina a che ora suona la campanella? Fa la campanella alle 8 come in Italia. Quindi non ci sono scuse. Assolutamente sì, ma questo è un popolo che si sveglia presto la mattina, quindi alle 5 trovereste già le strade piene di gente. Ecco, ok. Noi vi aspettiamo a braccia aperte. Bene, grazie. A presto, grazie Gianni. Ciao, ragazzi. Ciao. Ciao Gianluigi, ciao Rossella, un abbraccio fortissimo. Tre chiavi per una sola stanza, scegliene una e dal giusto verso ruotala piano. Sarà un diapason senza rumore nel silenzio della serratura. Tre le chiavi diverse per forma e colore, di uguale grandezza, di uguale spessore. Scegliene una, non affidarti al caso, fissa lo sguardo oltre il nero della serratura. Dans le silence de la serrure, dans le silence de la serrure, dans le silence de la serrure, dans le silence. Trois clés, mon ultime chance. Plus de silence, plus de fissures. Ouvre la porte, advienne que pourra. Mon âme de plume perce mon armure. Dans le silence de la serrure, dans le silence de la serrure, dans le silence de la serrure, dans le silence de la serrure. Dal nero la luce fessure, dal nero la luce fessure. Vestono ombre, era questo il mio mondo. Ora è carta che brucia, che tra soffi di fumo scompare. Ho sentito rumore dans le silence de la serrure, dans le silence de la serrure, rumore dans le silence de la serrure,
la serrure Agnese Davis Loconte, che sarà fra poco collegata con noi, la serrure che suppongo sarà la serratura, e ci permette adesso di ritornare a casa. Rossella, aspetta che ti accendo il microfono perché sennò dopo non si sente nulla. E ritorniamo, e tra le nostre cose abbiamo tirato fuori un libro, no, Rossella? Abbiamo tirato fuori un libro di Antonio Padovan, lui è una gloria locale, locale di Cavallino, ecco, scusate perché noi qui siamo internazionali, bisogna precisare, di Cavallino Treporti, è un grande appassionato anche della storia di questa striscetta di terra fra mare e laguna, che però è una striscetta che insomma ha prodotto alcune cose molto interessanti, e una di queste è un episodio sportivo, crediamo unico insomma nel suo genere. Antonio, intanto benvenuto in trasmissione, grazie per essere con noi. Grazie a voi, grazie a Radio Nostra, Rossella, Gianluigi, mi fa molto piacere essere ancora con voi. E allora, cos'è questo episodio sportivo molto probabilmente unico? Adesso mi viene anche voglia di andare a cercare se c'è stata qualche cosa simile da parte di altri paesi. Ma sì, appunto, come si diceva, l'episodio è la partecipazione alle Olimpiadi di Helsinki del 1952 di due equipaggi del canottaggio, un 8 con e un 4 con, formati completamente da abitanti di Treporti e Cavallino, direi in questo caso, ecco perché come dicevo 10 erano di Treporti e 2 di Cavallino, in base più o meno, ecco, a quelli che sono i confini che si considerano di solito. Sicuramente è stato appunto un evento molto importante per i protagonisti, perché io purtroppo, ecco, dopo 70 anni di questi protagonisti sono con noi soltanto in 2, diciamo, ecco, Savino Cimarosto, che ha 89 anni, e Otello Ballarin, che in realtà non è andato, che ne ha un po' qualcuno di meno perché era un ragazzino, nel 52 aveva 13 anni, e non è andato in realtà a Helsinki, è stato il timoniere del 4 con e nelle gare di qualificazione che si sono svolte a Padova, sul Bassanello di Padova. E, insomma, aveva 13 anni e la federazione non lo ha mandato in Finlandia, e al suo posto ha, diciamo, così ha fatto fare da timoniere al timoniere della seconda squadra classificata, che era il Sebino di Lovere. Tanto per dire, il Sebino di Lovere era campione europeo in quell'anno, dell'anno in precedente, quindi. E questo 4 con di Cavallino Treporti, insomma, è riuscito a vincere contro questo. Sì, qui la storia in realtà è molto bella e anche sì, epica sicuramente. Ecco, non so se vogliamo dedicarci un po' a questo. Sì, volevo prima, siccome non tutti quelli che ci ascoltano sono sportivi, e tra l'altro di specialità che purtroppo non sono così comuni come, non so, il calcio o il basket, no? Allora parliamo di canottieri e di canoisti, sono due cose diverse? Sì, assolutamente sì. Il canottaggio appunto è quello sport con queste imbarcazioni molto, molto lunghe e strette, dove i rematori hanno non delle pagaie come i canoisti, pagaie con due facce, diciamo, ma hanno un remo, ciascuno il proprio remo, che appoggia su una forcola, su una scalmiera, insomma, ecco. Sì, sono cose molto molto diverse, insomma. Sì, va bene. Scusa, chiusa la parentesi, perché appunto magari non tutti quelli che ci seguono. No, certo. Ecco, dicevi però una storia affascinante.
Sì, sì, in realtà la parte più avvincente di tutta questa storia sono state probabilmente Le qualificazioni. le gare di qualificazione a Padova, perché poi le Olimpiadi, in realtà le gare, per il motivo che dirò tra poco, le gare a Helsinki non sono state un gran successo, anzi lo dico subito, insomma, perché purtroppo ecco, li hanno fatti allenare sulle acque calme del Bassanello di Padova, che tu, Rossella, conosci molto bene, e però dovevano gareggiare in un braccio di mare praticamente a Helsinki, e con onde alte e vento molto forte. Addirittura, per fermare le onde, pensate, avevano collocato ai bordi di questo campo di regata di galleggianti fatti di tronchi d'albero, insomma, che dovevano in qualche modo fermare le onde. E insomma Sì, è stato un una. fallimento quello è stato un anno, il primo anno. Di solito nelle Olimpiadi, specie a canottaggio, venivano fatte nei laghi o nei fiumi, insomma in acque tranquille. Quello è stato il primo anno che avevano pensato di provare a farlo in mare aperto, ma è stato un disastro, perché non solo la squadra nostra, insomma, è stato sfalsato Sì, tutta sì, la sì. gara. Sì, sì, infatti molte tanto per dire l'Inghilterra, che nelle Olimpiadi precedenti a Londra aveva vinto diverse gare, come anche l'Italia d'altra parte, e anche l'Inghilterra non conquistò nessun titolo a Helsinki, la Danimarca lo stesso, che era una delle nazioni che di solito, ecco, si metteva in luce. È stato un po' un fallimento, diciamo, molto, ecco, se non generale, ecco, di diverse di quelle nazioni che primeggiavano nel campo del canottaggio. E insomma, ecco, e quindi è stato un errore proprio, diciamo, organizzativo anche. Certo. Ecco, nelle interviste che il libro raccoglie, come avete visto, le interviste a 4 appunto di questi protagonisti: Savino Cimarosto, Tello Ballarin, Tarquinio Angiolin e Abbondio Smerghetto. E qualcuno di questi a un certo punto dice ma non so perché ci hanno fatto allenare sulle acque del Bassanello, che non si muovono nemmeno se c'è un tornado, e sapendo che noi poi dovevamo gareggiare nelle acque del mare, insomma, quindi con onde e venti. Vabbè, in più hanno addirittura, ecco, cambiato le imbarcazioni. Quando sono arrivati a Helsinki si sono trovati delle barche nuove. E questo è drammatico per chiunque, insomma, Certo, no? è Sì. come correre con delle scarpe nuove. Sì, sì, ma con remi nuovi, con tutto nuovo, quindi non avendo il tempo di impratichirsi, naturalmente, di conoscere questo materiale, insomma. E quindi ecco, poi anche per pochissimo, se vogliamo, ecco, hanno superato soltanto una prima gara dei recuperi, e poi si sono fermate tutte e due. Il 4 ne ha fatte 2, ecco, nei recuperi, l'8 soltanto una. E sì, stavo dicendo di queste qualificazioni che sono state vincenti, perché soprattutto per il 4, a dire il vero, ecco, anzi, è più breve la storia dell'8 che raccontiamo per prima. L'8 aveva gareggiato nell'ultima gara, quella decisiva, con la Marina Militare di Roma e la Bissolati di Mantova, e la lotta proprio per il primo posto c'era stata tanto che questo 8, diciamo, gareggiava col nome della Bucintoro, ecco, di Venezia, il canottiere di Bucintoro, non dimentichiamo questa cosa così importante. E insomma, ecco, avevano lottato fino alla fine, però anche se di poco aveva vinto la canottiere di Bucintoro, quindi i nostri eroi. Poi successe questo, purtroppo, una cosa anche spiacevole, insomma, tra le varie che sono successe, che probabilmente per motivi così di diplomazia sportiva, non so cosa, la federazione sostituì 2 dei componenti dell'equipaggio
del nostro 8, quello della Bucintoro, con 2 componenti dell'equipaggio della Marina Militare. Andarono tutti e 8, sì, andarono tutti e 8 anche i nostri, anche i 2 diciamo come riserve, li fecero andare ad Helsinki, però non gareggiarono, e anche questo, insomma, cambiare 2 componenti dell'equipaggio subito prima delle gare, certo non è stata un'idea vincente, insomma, come si è visto. Il 4 invece, ecco questo, è stato protagonista di una bella vicenda, insomma, che è passata, che ancora si ricorda, che è passata alla storia. E dopo una gara, ritornando alla sede della canottiera di Padova, si imbatterono in un gruppo di ragazze che erano cadute da una barca e stavano annegando sotto il ponte del Bassanello. E i 4 ragazzi, anzi insomma uno rimase sulla barca, sul 4 per tenere la barca, gli altri si gettarono in acqua per salvare le ragazze e riuscirono a salvarle, se non che Albino Trevisan, il capovoga del 4, si è preso una bronchite fulminante. Erano ancora sudati subito dopo la gara, e le acque fredde, era giugno, era circa la metà di giugno, verso la fine di giugno, e insomma si è preso una bronchite. A quel punto naturalmente rischiava lui la vita, ed era quasi certo che non potessero più, non era l'ultima gara quella che avevano disputato, dovevano disputarne delle altre, e quindi rischiavano di essere esclusi da queste qualificazioni. E fecero, la federazione li lasciò, diciamo, a riposo in attesa di vedere se guariva Albino Trevisan, e aveva fatto svolgere delle altre gare dove aveva vinto il 4 con Del Sabino di Lovere. A un certo punto però bisognava decidere, avevano dato qualche giorno di tempo perché Albino Trevisan recuperasse le forze, insomma rifanno la gara. E Albino partecipa nonostante fosse ancora convalescente, e durante la gara si sente anche male, ma insomma in qualche modo riescono a vincere lo stesso. Sur la Saône, à Mâcon, dans le magnifique bassin olympique du Breuil, long de 2000 mètres, se déroulent les championnats d'Europe d'aviron. Dans la course du 8 rameurs, Yougoslavie, Angleterre, Danemark, Italie s'affrontent. La lutte est serrée, indécise, les Anglais sont en retrait, mais ils attaquent et le fameux 8 de Cambridge bat le Danemark de quelques centimètres. Polloni, che era il miglior capovoga d'Italia, era considerato, smette di vogare e butta via il remo. Proprio si è arreso, diciamo. Quindi hanno riconosciuto, diciamo, la superiorità. La superiorità, quindi è una cosa, direi, rara, clamorosa, sì. Insomma, ecco, insomma, di cui c'è ancora la memoria. E quindi poi sono andati loro a Helsinki, e così. Sì, la parte più bella, ecco, di tutta questa storia sono sicuramente queste vittoriose qualificazioni a Padova, insomma, ecco. Una bella storia. Dunque, nel libro poi c'è anche un'intervista che io devo dire ho apprezzato moltissimo, e anche se mi ha messo in difficoltà con qualche termine molto local, e è l'intervista a questo Savino Cimarosto, sì, che racconta un po' anche della sua gioventù, e della vita anche molto dura che si faceva, no, all'epoca. Sì. Ed è il racconto, l'hai raccolto tu, Antonio? Sì, l'ho raccolto nel dicembre scorso, insomma, sì, a me piacciono un po', insomma, a dire con l'operazione che ho cercato di fare io è di riportare alla storia questa
questo racconto, questa vicenda che era diventata leggenda, nel senso che nessuno se ne ricordava tanto bene i contorni, e quindi ho cercato attraverso i racconti dei protagonisti e le cronache giornalistiche e di raccontare la storia, insomma, ecco. E poi mi piaceva, vista l'occasione, insomma, far capire come vivevano questi ragazzi che sono andati a Helsinki, com'era la vita a Cavallino tra Porti nel 52, insomma, ecco, cercare di collocare, diciamo. Hai fatto bene, perché quando si legge di queste cose, no, di queste imprese sportive così, magari non ci soffermiamo a contestualizzare, invece questa intervista, questo racconto, ci aiuta a capire una vita molto dura, di sacrifici, di difficoltà quotidiane nelle cose più semplici, no? Nel trovare anche la propria via, diciamo anche l'indipendenza economica, che insomma che è molto difficile, la casa, le cose che noi diamo un po' per scontate a oggi, no? Sì, sì, indubbiamente il racconto di Savino sì, va oltre naturalmente diciamo, la storia. Lui racconta come si è fatto la casa, come così ha fatto crescere la sua famiglia, insomma, ha migliorato le condizioni di vita, ed è, credo, una cosa comune a molti, ecco, del litorale. Mi piaceva, ecco, questa cosa, ed è, secondo me, ecco, quell'intervista è molto significativa per capire anche come mai 12 ragazzi di Cavallino Tre Porti sono andati. E Savino dice che lui ha imparato, ecco, la sua conoscenza con le barche è avvenuta quando ancora in fasce o poco più, quando lo mettevano sotto la prua della Carolina e dal canale di Sacagnana, dove da casa sua si arrivava in barca, incontravano le onde del canale San Felice, del canale di Tre Porti, e la barca sbatteva, lui si svegliava, ed era mattina presto, e la sua famiglia andava a lavorare la terra a Sant'Erasmo, perché avevano preso un pezzo di terra in affitto a Sant'Erasmo, e quindi andavano, sua madre vogavano tutti, insomma, ecco, quella è la prima esperienza. E poi racconta di scusa Antonio che ti interrompo, sempre per chi ci ascolta magari un po' da più lontano. Allora, la Carolina è una barca grande, no? Da trasporto, che si usava, forse non proprio da trasporto, comunque una barca grande dove si rema in tanti, no? 5-6 vogatori anche possono esserci. E è un'isola, l'isola più grande in realtà della laguna di Venezia, che è ancora votata all'agricoltura, quindi un'isola molto verde dove ci sono gli orti, quindi andavano a coltivare la terra in pratica, giusto? Sì, sì, la terra a Tre Porti, naturalmente le famiglie erano grandi, numerose, e allora prendevano, magari nel caso di Savino, insomma, avevano preso un po' di terra in affitto a Sant'Erasmo. E sì, la Carolina è una barca da trasporto, era un po' il camion della laguna, insomma, il camion dei contadini che portavano i loro prodotti, in particolare serviva per portare i prodotti al mercato di Rialto, di Venezia, insomma. Ecco, un'altra cosa che dice poi Savino, per capire, è che lui durante la guerra, quando racconta, l'anno esatto non lo dice, non saprei, però sarà stato il 44, 45, quando avevano bombardato la città di Treviso e da dove parte l'acquedotto di Venezia, e non arrivava più l'acqua a Venezia. Allora lui, che aveva allora 11-12 anni, del 33 Savino, andava con un sandolino a portare dell'acqua dei parenti che avevano al Lido di Venezia. Lui e la sorella, che avrà avuto anche 2 anni di più, ma lui 11 e lei 13-14, pensate, ecco, che insomma che era un'impresa. Il sandolino è invece una barca molto piccola, no? E neanche tanto stabile. No, infatti una barca così da multiuso, insomma, che è una barca da lavoro, ma anche così adesso, naturalmente è cambiato tutto, ma allora, ecco, veniva usata per muoversi, insomma, e loro portavano l'acqua con dei contenitori, insomma, con delle damigiane, ecco, portavano l'acqua di Tre Porti, la portavano al Lido di Venezia a 11-12 anni.
Sì, voglio dire, ecco, che mentre non aveva la bicicletta, lui si lamentava perché era appassionato di bicicletta e in casa c'era una vecchia bicicletta e basta, ma erano anche fortunati perché non tutte le case nel 52 avevano una bicicletta, mentre tutte o quasi tutte avevano una barca. Le strade di allora in effetti erano i canali e si imparava a vogare da bambino e c'era questa dimestichezza con la barca che sicuramente li ha aiutati tantissimo nel diventare dei campioni di canottaggio, insomma, E perché quindi questo, insomma, questa familiarità con l'acqua, con i remi, con le barche, no? Spiega appunto la grande familiarità appunto e anche poi l'attitudine e per questo insomma no? Abbiamo avuto 12 giovani tutti insieme alle Olimpiadi per la stessa specialità. Ecco, quindi. sì, sì, io credo senz'altro, poi ci sono altri motivi, la forza dell'abitudine così ai lavori manuali, la forza, erano quasi tutti o tutti, diciamo, facevano gli agricoltori, lavoravano in famiglia, quindi erano abituati ai lavori pesanti e poi avevano questa voglia di migliorare, che dicevi tu prima anche, che sicuramente è stata la però credo che insomma, ecco, la cosa più importante per ottenere quel risultato sia stata proprio la dimestichezza con la barca, insomma, ecco. Però c'è Perché- stato un illustre precedente, vero Gianluigi, che non a caso Gianluigi si chiama Sì. Bergamo di cognome, e adesso vi lascio parlare voi due. No, vabbè, insomma, c'è stato mio nonno che ha partecipato alle Olimpiadi del 36 ed è arrivato secondo. Dopo l'anno dopo è arrivato primo ai mondiali, l'anno dopo è arrivato secondo, erano sempre che gareggiavano tra l'imbarcazione tedesca e quella italiana che si spartivano i premi che c'erano allora. E da là nasce anche la Canottieri Tre Porti perché con l'altro fratello di mio nonno dopo hanno messo su questa società perché anche mio nonno correva a corso con la Bucintoro e anche con la Querini. Dopo c'erano varie fasi. E è stata una terra di questa qua di vogatori a insaputa forse dei vogatori stessi, ma qua erano tutti forti, cioè remavano mi raccontava anche a me Cimarosto Savino che facevano gli allenamenti e il Bruno Costantini, mi pare, l'allenatore, gli diceva dai che vi offro le bistecche e in un lampo arrivavano a Chioggia dove là dopo mangiavano le bistecche, gli offrivano le bistecche perché quell'epoca era difficile mangiare, andavano e tornavano indietro, insomma, facevano gli allenamenti così. Mi ricordo anche mio nonno una volta che era a corso in Svizzera, mi raccontava che il ristorante aveva preparato, cioè erano ristorante loro che venivano da Treporti con pantaloni, scarpe che neanche si sognavano, vedevano tutti gli altri tutti ben vestiti, perché il canottaggio all'epoca era anche una cosa d'élite nei primi 1900. Era uno sport d'élite dove le grandi famiglie gareggiavano, specie in Inghilterra, nel nord Europa. E quindi vedersi arrivare questi campagnoli, tra virgolette, ma che però erano forti. Insomma, mi raccontava che il cameriere aveva preparato le tavole col pane, nel giro di 30 secondi il pane era già finito, il cameriere tornava e ha detto ma come il pane non c'è più e via che ha rimesso il pane perché non erano abituati a queste tavole imbandite. Sì, sì, insomma, e quindi c'è tradizione appunto a Cavallino Tre Porti di queste di gare che dopo, no Antonio, dopo di loro nasce nel 60 anche il Berton con la canoa e dopo arriviamo con Daniele Scarpa alle Olimpiadi di Atlanta, da Barcellona e con gli ori che poi ha vinto Daniele. Sì, sì, certamente Daniele, insomma, le vittorie sue del suo compagno sono state straordinarie. L'Italia prima di allora non è che avesse raccolto risultati così
importanti nella canoa, insomma, è stato un exploit, qualcosa che poi in realtà non si è neanche più ripetuto, almeno insomma, io non conosco bene la storia, ecco, della canoa, però non è che risultati così importanti non... E in questo vorrei ricordare che abbiamo attualmente 2 giovani atleti azzurri della canoa, che sono Riccardo Baldan, che ha 21 anni, fa parte della nazionale di canoa, e Linda Lazzarini, che ha 18 anni. E quindi speriamo che possano sì, andare alle prossime Olimpiadi e che possano tenere, diciamo, tenere alto il nome di Cavallino Treporti. E mi piace ecco, ricordare una frase che c'è anche nel libro di Savino Cimarosto, che dice che sarebbe importante che anche i turisti che vengono numerosi da noi sapessero che questa è una terra di grandi rematori che hanno fatto molto nota in Europa, perché in realtà non soltanto per le Olimpiadi, diciamo, ecco, di Berlino, di Helsinki, ma anche per tante altre gare. I nostri andavano a Lucerna in Svizzera, dove si facevano i campionati. Poi c'erano appunto i campionati europei, insomma, ne facevano tante, ecco, gare, quindi erano famosi. Naturalmente non gareggiavano col nome di Cavallino Treporti, gareggiavano col nome di Venezia, quindi Bucintoro o Perini, insomma, quindi ecco. Però ecco, insomma, una terra di campioni. Sì, quel momento, gli anni 50, 60 sono stati, ecco, straordinari. Adesso poi c'è stato Daniele Scarpa, però diciamo, ecco, non ci sono più stati tutti quei campioni, insomma. Ma penso anche che ci sia stato un po' di declino del canottaggio a livello di interessamento, cosa che negli ultimi anni sembra invece che stia tornando, perché insomma io vedevo i filmati dell'epoca, c'era una marea di pubblico che ha assiepato lungo le rive dei canali e all'arrivo che guardava insomma queste gare, insomma c'era tantissima gente che seguiva, i giornali lo stesso, prime pagine sulla cronaca sportiva, prime pagine sul canottaggio, cosa che adesso lo trovi su un rettangolino forse all'ultima pagina. Quindi una volta secondo me c'era un movimento grosso sul canottaggio, cosa che è sparita. No, indubbiamente sì, tanto per dirti, ecco, nel libro do le indicazioni, ma sono video abbastanza noti. In YouTube ci sono 2 brevi filmati, uno del 50, uno del 51, in cui proprio relativo al canottaggio, a 2 gare compiute a Brindisi per i campionati del mare del 50, in cui, pensate, questa sì è una cosa altrettanto secondo me importante, clamorosa. Dunque vinse un 8 formato di tutti, non tutti veramente, erano un 8 dell'Acquerini, di cui facevano parte 3 mi pare di Lio Piccolo, 3 di Treporti e 2 di Venezia, e quindi insomma Venezia, Cavallino, Lio Piccolo, Treporti. E chi è arrivato secondo? È arrivato secondo il Treporti. Terzo, pensa che era nata l'anno prima, nel 49, la canotta dei Treporti. Terzo è arrivato, non so bene se da Roma o il Napoli o il Palermo, ma pensate, cioè è nelle Iole a 8, allora è una cosa incredibile, incredibile. Cioè. Allora, sempre per chi ci ascolta e non abita qui vicino, Treporti, Lio Piccolo e Cavallino sono 3 frazioni di un piccolo comune che si chiama Cavallino Treporti, che include tutte queste frazioni, ce n'è anche qualche altra, e in tutto oggi siamo a 12.000 abitanti, quindi pensate, negli anni 50 pochissimi abitanti, dicevano Antonio e Gianluigi potrebbero essere stati sui 3.000, che hanno prodotto questa quantità incredibile di campioni, insomma. E d'altronde
Cavallino Treporti, per chi non l'ha presente, è una striscetta di terra circondata dall'acqua, quindi in ogni direzione bisognava muoversi con una imbarcazione, quindi è abbastanza inevitabile che ci fosse questa familiarità appunto con l'acqua. Allora io volevo ricordare, Antonio, il libro 12 giovani campioni a Helsinki nel 1952, l'edizione è l'edizione CR Edizioni di Verona, insomma, Campania. Il libro lo possiamo trovare qua, immagino, nelle... Sì, no, ma anche online locali, si trova anche online, se volete, per chi ci ascolta da fuori, potete acquistarlo anche sulle varie librerie che ci sono online, insomma, e vi arriva a casa senza spese di spedizione. Però abbiamo chiamato anche Antonio perché su questo libro ha tratto anche qualcos'altro, no? Sì, ecco, un po', ecco, fatta la fatica del lavoro serio, mi sono divertito, diciamo, a scrivere una versione teatrale, diciamo, di questa 12 campioni. Allora, utilizzando le quattro interviste, il materiale delle 4 interviste e le cronache giornalistiche relative alle qualificazioni di Padova, ho realizzato insomma un testo in cui si racconta di queste gare di Padova, del viaggio poi in treno fino a Helsinki e poi le gare di Helsinki. E ho convinto alcuni amici a diciamo interpretare questa storia, e sabato 10 alle 17:30 nella sala ex centro civico di Cassavio, e ci sarà questa lettura animata. Posso dire i nomi degli interpreti? Certo. Devi. Allora, ci hanno fatto questo dono della loro presenza Carlo Vanin, Michele Ferro, Vittorio Bacciolo, Nicola Carlizzi, Lionello Piovesan, poi anche il sottoscritto, perché mancava gente, allora mi sono offerto, Iole Enzo, poi Gabriele Trevisan, che è un ragazzino che farà la parte di Otello Ballarin, giovanissimo, e Raffaello Padovan, che non è un mio parente, è un amico di Treviso, che oltre a interpretare delle parti ci fa anche da regista. Presenterà Renata Enzo della biblioteca, e avremo come assistente mia figlia Camilla Padovan, si assiste nella parte tecnica, diciamo. E abbiamo avuto il patrocinio del comune e vi aspettiamo. Abbiamo voluto fare un omaggio, insomma, ai nostri 2 ultimi campioni, a Savino e Otello, e usando le loro parole, devo dire la verità, in buona parte, oltre che appunto le cronache giornalistiche, raccontare quell'esperienza che per loro è stata assolutamente indimenticabile. Insomma, io ho avuto, diciamo, la fortuna di conoscere, oltre a loro 2, anche Tarquinio, Giulin e Abbondio, e insomma per loro, a distanza di 60-70 anni, era ancora l'evento che ha così più importante della loro vita. Beh, certo, è comprensibile, no? Sì, assolutamente. Loro ancora adesso, se tu vai a trovare Savino e puoi parlare del tempo, ma dopo 2 minuti torna. Forse anche meno di 2 minuti. Tornerà a parlare di canottaggio di Helsinki e della sua esperienza. Quindi sabato 10, 17:30, sala teatro. No, non sala teatro, ex centro civico. Ah, ok. La sala piccola, diciamo, ecco. Sì, va bene. Ecco, no, volevo aggiungere che saranno presenti Savino e Otello, insomma. Tra le cose belle di questo libro c'è veramente una scelta di fotografie, molte dell'epoca, abbastanza anche commoventi, secondo me, nel senso che ci riportano a tempi in cui, insomma, la vita era un po' meno morbida di oggi. Sì, sicuramente. Bene, fa piacere che ti sia piaciuto. Certo, insomma, ecco, aggiungiamo che di Antonio Padovan ci sono altri libri che parlano di Cavallino, e quello che veramente io ho trovato molto affascinante
è la storia di Cavallino, ricordami il titolo esatto, Antonio, quello di... Giovanni Matteo Alberti, cioè l'isola, storia dell'isola del Cavallino e sue coltivazioni. e le sue Ma coltivazioni. quello magari faremo un'altra serata e parleremo di quel libro là. Sì, molto volentieri, Bene. molto Che volentieri. si merita, perché tra l'altro ha una storia anche avventurosa la nascita di questo racconto. Bene. Sì, Va certo. bene. Antonio, grazie mille. mille e ci vediamo sabato noi. Va bene? Ci vediamo sabato. Noi Ciao, locali. Grazie mille, grazie a voi. Ciao. Buona serata. Ciao. Ciao, sono io. Buonasera, dottore. Amore mio, Sì, mi dica. non resistevo più, pensavo a te. Bene, direi che è importante. Quando verrà, Ma adesso non so, dipende. non parlare se lì c'è lei, lascia parlare me, di sì o no. Certo. Ma vieni appena puoi, anche tardi se tu vuoi. Intanto non dormirei, quanto mi manchi non sai. Mi ami o no? Ci può giurare, dottore? Io di più. No, non credo. Ma lei adesso dov'è? Vicino a te? Sì, senz'altro. No. Ho sciolto tutti i capelli giù e ho il profumo che mi hai dato tu. Sì. Vieni almeno per un po', no, non sono, non mi sveglierai di quello che vuoi, però stasera non dirmi no. Vabbè, se è proprio necessario, vengo. Adesso chiudo, non vorrei fare sospettire lei. Amore, io sono qui e potrei anche morire. No, stia tranquillo. Adesso farò un salto da lei. Amore, vieni qui. Sì, arrivo un attimo. Buonasera, dottore. La musica, eccoci qua, nuovamente tornati e finalmente abbiamo Angela. Non so se prima ho detto Agnese, ma si chiama Angela Davis Loconte. Buonasera, ciao Angela. A tutti gli ascoltatori di Radio Nostra, io sono felicissima di essere ospitata in questo programma, grazie. Grazie. Saluto Rossella. Grazie per essere con noi, ci piace molto il tuo Angela Davis, ci piace moltissimo, promette bene. Promette bene. Ascolta Angela, tu sei adesso in questo momento? Io sono a Roma. Ah, a Roma, e quindi vivi a Roma. Raccontaci un attimo di te perché noi ti conosciamo poco.
E niente, raccontaci, abbiamo ascoltato i tuoi brani, sono molto belli, anche di jazz qualcosa, no? Esce fuori. Sì, Mm. E sono molto contaminata. raccontaci un attimino la tua storia. La mia storia, vabbè, comincia in Puglia. Io sono nata in Puglia, a Cerignola. Dove ci sono le E, olive? sì, è anche il paese di Vittorio, di Zingarelli, hanno fatto lì la cavalleria rusticana, quindi È insomma vero. tante cose, tanta roba. E sì, poi sono, diciamo, vissuta fino ad ora, vivo ancora adesso a Roma e sono cantautrice e interprete. Mi piace tutta la musica, quindi canto tanto e canto anche, diciamo, molto la bossa nova, il jazz, insomma, tanti generi, anche il pop. Il mio è anche, diciamo, un modo di comporre un po' eclettico, quindi pieno di contaminazioni. E questa volta sono uscita con questo singolo che si chiama Reflesso. Sì, che sei uscita un Sì, paio di giorni fa, in insomma, no? due, È fresco nel mese di fresco. settembre. Fresco fresco. Insomma, sono piena di collaborazioni, ho avuto tante collaborazioni e nel corso della mia, insomma, carriera artistica ho collaborato anche, diciamo, molto con Alessio Bonomo, che adesso fa una supervisione artistica del mio progetto e lo fa assieme ai miei due fratelli, Michelangelo e Pietro Loconte. Michelangelo è una star internazionale e in Italia non è conosciuta, quindi Vabbè. ovviamente. Ci dai, va bene, delle notizie in anteprima. Sì, oltretutto oggi è il suo compleanno, quindi gli faccio tanti auguri da augurone. qui. Auguri anche da parte nostra. Grazie, grazie mille. E diciamo che questo singolo è proprio un singolo che fa parte di un grosso progetto discografico in cui appunto le collaborazioni sono tante, tra cui anche quella di Ferruccio Spinetti degli Avion Travel e Mimì Ciaramella, quindi ho diciamo 2/3 degli Avion Travel nel mio progetto. Bene. Ma ascolta, questo mescolare un po', abbiamo ascoltato prima il brano Le Serrure, no? Sì, Hai sì, questo, no, dove mescoli un po' di italiano e un po' di francese. di francese, E sì. sul prossimo brano che mettiamo, che è l'ultimo disco, Reflexo, là mescoli anche un po' di portoghese, un po' di italiano. Questa tua, non so, caratteristica di inserire un po' di lingue sulla canzone? Deriva dal fatto che deriva da un omaggio che voglio fare a diversi generi musicali che mi sono stati, diciamo, molto cari nel corso della vita, e la musica francese e tutto il Brasile, e tutta la musica brasiliana che ancora canto. E, sì, il mio progetto è eclettico anche appunto dal punto di vista linguistico. E poi, insomma, non sono insomma, la prima a fare questo tipo di esperimento, ricordiamo, non per paragonarmi assolutamente, però ricordiamo Battiato, insomma, e altri che hanno fatto anche questo tipo di contaminazioni, anche linguistiche. Quindi sono felicissima di portare avanti questo essere cittadina del mondo. Ecco. Ecco, brava, infatti stavo per dirti, in questo momento no, questo momento che ormai sta diventando anche un po' lunghetto, no? Di nazionalismi spinti, così invece appunto un'apertura verso il resto del mondo con la musica, con le canzoni, con la radio come cerchiamo di fare noi nel nostro piccolissimo, ecco, Sì, e così ricordarci che esiste anche il resto del mondo e che la diversità è una ricchezza. assolutamente, Quindi assolutamente. Io sono molto filo Moren, quindi da questo punto di vista. Bene, E- io sì, no, volevo chiederti, ora suoni le prossime tue uscite, così ovviamente sarà nell'arco del laziale, zona di là, oppure esci anche un po' in giro per l'Italia?
Sì, sto tentando appunto di generare questo tour che comunque toccherà insomma diverse città italiane. Quindi non è ancora pronto, quindi non posso dare anteprime, però diciamo, ci sto lavorando anche bene. Bene, allora per seguirti tu hai un canale YouTube, ho visto, dopo? Sì, Sì, e dopo dillo, che così. sì, Angela Davis Loconte, sì, su YouTube, su Spotify. Io sono uscita su tutte le piattaforme online e devo dire grazie ad iMusician Digital e soprattutto ringrazio Anna Dirella che diciamo, ha curato appunto questa distribuzione a livello diciamo proprio di piattaforme, quindi a livello mondiale. E sono felicissima, insomma. E quindi ho i miei canali che sono soprattutto Instagram, Angela Davis Loconte, e Facebook, e poi chiaramente Spotify, insomma, tutto quello che riguarda Sì, tutte le piattaforme tutte dove le si, piattaforme. dove Sì, si ascolta e si sì, vende, si acquista anche la musica. E i dischi è difficile farli, no? Cioè non i dischi è vanno più di moda. difficilissimo farli. Ah, Sì, e costano tantissimo a fare. sì. Piuttosto si fa una scelta di stampare in vinile certe volte. Addirittura. Sì, perché il vinile riporta all'importanza di Di avere ascoltare la musica. materialmente, sì, sì, No, ma è vero, in qualcosa effetti è vero. ci mette. Quando tu hai un vinile, tu lo appoggi sul Sì, giradischi, ti siedi e ascolti, no? Mentre verissimo. mentre con le piattaforme, sì, la puoi sentire in qualsiasi momento, metti le cuffiette dal telefonino, però fai anche altre cose, no? Cioè, mentre gustare la musica dal disco è anche tutta un'altra cosa, insomma, l'ascolti proprio veramente in tutti i suoi particolari, insomma, no? Almeno Verissimo. questo è un po' quello che mi succede a me e a tanti, insomma. Credo che sia esperienza comune, Sì, sì, sì. appunto. Va Sì. bene, Ance, io ho ancora sulla cosa, allora, Sì. sulla scheda qua che si vede su YouTube c'è scritto Angela, ok. Dopo, noi quando metto il brano metto sempre una piccola figurina dove c'è scritto Radio Nostra e sotto la cantante. Adesso la cancello perché ho scritto Agnese. E quindi la cancello. E però ci sentiamo a Reflexo, l'ultimo tuo pezzo che lo ascoltiamo adesso. Grazie. È che il vento ha smosso sogni mentre il verso del tuo ego ora un'altra direzione, senza sosta rovistare tra ragioni, la ragione di un leggero smarrimento da quel solco che hai scavato sul tuo tempo. Como vasos comunicantes do desejo de amar. Como vasos comunicantes do desejo de amar. E che non consente fuga alla tua voglia trasgressiva se la mente sta puntando una nuova direzione, se distanze tra pareti nell'inganno di un pensiero sono aria che attraversa inesorabile la vita in un respiro. Como vasos comunicantes do desejo de amar. Como vasos comunicantes do desejo de amar. Ma tu ferma la tua mente, ora un'altra direzione, rovistare tra quei sogni di quel vento senza sosta la
Ma tu ferma la tua mente, ora un'altra direzione, rovistare tra quei sogni di quel vento senza sosta la ragione. Un reflejo da agua, un espelho da vida que transporta de nuestros corazones como vasos comunicantes do desejo de amar. Un reflejo da agua, un espelho da vida que transporta de nuestros corazones como vasos comunicantes do desejo de amar, do desejo de amar, do desejo de amar. Eccoci qua, Reflexo di Angela Davis Loconte, abbiamo ascoltato, è presente con noi Angela, eccoti qua. Bello, atmosfera appunto brasiliana, il brano. Usi tanto, adoperi tanto il trombone come strumento così solista. L'ho sentito anche sulle altre canzoni. Il Sì, trombone che diciamo chi è Luciano Pischettola, giusto? sì, Boh. giusto. Mm. E bello, insomma, viene da riascoltarlo più volte e dico a tutti riascoltatelo più volte, insomma, anche sulle piattaforme digitali liquide, come si dice, no? Adesso è la musica liquida. Sì. Io, diciamo, questo brano l'ho fatto per un motivo, perché appunto sembrava giusto nel pieno di un cambiamento, diciamo, non riportare alla luce situazioni che magari non stai vivendo più e quindi che ti condizionano in un certo senso questo viaggio, questo cambiamento. E ho utilizzato la Saudade proprio perché mi sembrava lo stile giusto per accompagnare questo tipo di idea di partecipare a questa festa della vita senza diciamo lasciarsi troppo andare ai ricordi e quindi rimanendo in contatto con se stessi. Era questa la mia idea. Beh, insomma, ci si sente, è riuscito, insomma, è un bel prodotto, un bel brano, bella musica. Io ascolto sempre prima la musica e poi i testi, non so se faccio bene, ma comunque Benissimo. quello che in effetti io i brani, le canzoni, prima di impararle ce ne vogliono, perché ascolto prima la musica. Bella, complimenti, aspettiamo il prossimo allora. Speriamo. La prossima uscita del Speriamo prossimo presto, brano. perché diciamo che il progetto vorrei tanto farlo uscire in primavera. Quindi Bene, ma abbiamo il tuo Agnese, capo stampa, che ci avvisa. Agnese Ermacora. Ermacora, che ci avviserà sicuramente. Anzi, chiedigli poi, più volte gli ho chiesto se faceva l'intervista, ma non vuole partecipare. Vabbè, tenterò ancora di chiamarla. Va bene, grazie mille Angela e niente, ci risentiremo quando avrai il prossimo brano nuovo che uscirà. Ti chiameremo sicuramente. E in bocca al lupo per tutto. crepi il lupo. Anzi, viva il lupo. Viva il lupo. Viva sempre. Ciao Angela, grazie. Ciao. Grazie a voi, grazie a tutti. Arrivederci. Non è vero che non serve bere più di un bicchiere. Senti cosa stai dicendo, Francesco, perché sei così approssimativo?
te appare e poi svanisce, come il neon di un'insegna, quando la strada non finisce, quando bevi e già ne voglia. Le ragazze belle guardano lontano e voltano il viso con un gesto naturale, versano un altro, i baci sul collo, balliamo a tempo del batterista. 12 gradi in questa notte a San Lorenzo. 12 gradi in questa notte. Nel bel mezzo di un approccio ci ferma un mago africano che con i braccialetti in mano mi dice: cos'altro ti serve per essere felice? Cos'altro ti serve per essere felice? Un ubriaco fa un commento sul tuo bel culo, se la ride non gli importa perché è la verità. Le ragazze belle guardano lontano e voltano il viso con un gesto naturale, versano un altro, i baci sul collo, balliamo a tempo del batterista. 12 gradi in questa notte a San Lorenzo. 12 gradi in questa notte. Le ragazze belle guardano lontano e voltano il viso con un gesto naturale. Mi stringi forte, i baci sul collo, balliamo a tempo del batterista. 12 gradi in questa notte a San Lorenzo. 12 gradi in questa notte a San Lorenzo. 12 gradi in questa notte a San Lorenzo. Eccoci qua. Aspetta, non è Francesco, finita. per oggi abbiamo finito. Ci vediamo la prossima settimana alla stessa ora. Bene, Francesco, ci vediamo la prossima settimana e con tutti voi ci risentiamo la prossima settimana. Con noi nella nostra mongolfiera è rimasta Angela. Niente, non vuole scendere dalla nostra mongolfiera e noi ce la portiamo via, ce la portiamo anche a Cavallino. Cosa dici, Rossella? A Cavallino benissimo, vogliamo un concertino solo per noi. No, Angela, appunto, abbiamo tenuto Angela perché ovviamente non solo il frutto del lavoro non è solo suo, ma ci sono anche i collaboratori, i musicisti, no, Angela? Verissimo. E, per esempio, io vorrei veramente ringraziare Jacopo Barbato, Matteo Pezzolet, Simone Martino, Antonio Simone, Pietro, mio fratello, e ovviamente anche Luciano, che è stato già nominato, Luciano Pischetola. E sono i musicisti che hanno dato il loro apporto fondamentale per la riuscita di questo singolo. E poi volevo ringraziare il PX Studio, Emiliano Esposti, che insomma ha creato tutto questo sound fantastico per me, poi spero per tutti. Sì, beh, insomma, è giusto, il lavoro si fa in squadra, è giusto che insomma tutti quanti siano partecipi, siano nominati, insomma, chiamati insomma allo spettacolo finale, mi viene da dire. Va bene, e finiamo. Perché... Sì, dimmi. Sì, no, dicevo perché la musica si fa insieme. Beh, quindi... sì, esatto, in effetti brava. E Rossella, finiamo, diamo appuntamento alla prossima settimana. Sì, anche noi ringraziamo gli ascoltatori, gli ospiti di questa sera che ci hanno fatto viaggiare di qua e di là e ci hanno aperto, come dicevamo, prospettive sul mondo e anche sul tempo, no? Abbiamo viaggiato un po' anche avanti e indietro nel tempo e quindi grazie a tutti
e a tutte e appuntamento a lunedì prossimo con altri svolazzi in giro per il mondo. Ricordo al giovedì c'è la playlist di Lorella, ascoltatela e ci troviamo lunedì. Ciao a tutti, buonanotte e buongiorno per chi ci ascolta di giorno e buon pomeriggio per chi ci ascolta di pomeriggio. Ciao. Ciao ciao.